Lei ha sollevato una questione morale per la vicenda Dezio più che amministrativa. Qual è stata la sua interpretazione? Ma io credo che chi fa politica debba innanzitutto avere alto il senso dell'etica e mantenere una tensione morale e anche, come dire, avere una funzione pedagogica, cioè dare esempio ai propri cittadini, alla propria comunità. Allora io credo che in questo contesto, in questi tempi, è veramente insopportabile che un assessore, come dire, metta in gioco un proprio familiare, perché veramente la logica diventa quella di gruppi familistici che gestiscono il potere senza avere e dare la possibilità a tanti altri tecnici, a tanti altri giovani di partecipare all'attività pubblica, amministrativa. Io penso quindi che l'assessore in questione dovrebbe, come dire, risolvere il problema, anche perché essendo un bravo tecnico, un bravo imprenditore, dovrebbe scegliere da che parte fare la sua attività, se continuare a fare il tecnico, l'imprenditore o fare l'amministratore. Io credo che le due cose non siano compatibili, che ci sia un conflitto di interessi grande quanto una casa, che quindi la soluzione per non mettere in difficoltà nessuno, né l'amministrazione in cui appartiene, né il partito di cui appartiene, è quella che lui stesso prenda atto di questa situazione e faccia una scelta coerente con questo. Nel caso contrario io continuerò a fare la mia battaglia, è una battaglia lunga, ma non mi arrendo rispetto a queste questioni che sono di principio e quindi vedrò di trovare le alleanze giuste per cambiare questo atteggiamento. C'era una verifica in corso dall'amministrazione, si è bloccata, potrebbe essere anche questo l'inizio di una rivisitazione dell'amministrazione comunale di Vittoria, magari facendo un programma di fine legislatura per, diciamo, presentarsi ai cittadini con maggiore slancio, con maggiore vigore, ma questo, ripeto, è la battaglia di questi giorni, di quest'ultimo scorcio di legislatura.